Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 40° turno di Serie B-Win in scena allo stadio Braglia di Modena, dove il Sassuolo, a 3 giornate dalla fine, ospita il Padova. Partita fondamentale per entrambi. I padroni di casa cercano 3 punti per restare a galla, oltre la rischiosissima zona play-out. I veneti invece sono ad un solo punto dal Torino, che occupa l'ultimo posto valido per i play-off. Arbitra il signor Baracani di Firenze. È il Sassuolo nella prima mezz'ora a fare decisamente la partita. Bella iniziativa di Quadrini, che cerca il destro, c'è la deviazione in angolo. Minuto 8, Riccio gestisce il contropiede, il pallone torna ancora a lui, cerca il sinistro, Maccano è attentissimo. Minuto 9, Catellani perde il pallone, arriva Magnanelli, la sua conclusione però finisce altissima. Minuto 23, Rea fa tutto da solo, supera praticamente mezza difesa del Padova e poi trova ancora la risposta di Cano, e poi c'è la spazzata della difesa degli ospiti. Minuto 24, Magnanelli supera De Paula, va ancora alla conclusione con il destro, questa volta a giro non trova anche in questa circostanza la porta avversaria. Splendido l'assist di petto di Martinetti. Quadrini, il suo diagonale fuori di pochissimo. Cerca di rispondere il Padova in chiusura di primo tempo. El Shaarawy, il destro, viene deviato in calcio d'angolo dalla difesa. Sul conseguente angolo, lasciato tutto solo sul secondo palo De Paula. Il suo sinistro al volo, però finisce sull'esterno della rete. Minuto 46, occasionissima per il Padova con El Shaarawy che trova il miracolo di Pomini. Rivediamo l'azione dell'attaccante classe 92 in prestito dal Genoa. Nel secondo tempo parte bene ancora il Sassuolo. Minuto 4, c'è il calcio di punizione di Daniele Quadrini, sfiora solo Polenghi. Minuto 8, ancora El Shaarawy protagonista, cerca il destro, il suo tiro è fuori ma è disturbato da Rossini, che viene in un primo momento ammonito e poi protesta e viene espulso al minuto 8 del secondo tempo. Arriva poi il vantaggio del Padova al minuto 15, splendida l'azione di Renzetti sulla sinistra. El Shaarawy scambia con Ardemagni, tutto di prima intenzione, splendido il 7° gol del grandissimo talento a disposizione del Padova, lo ricordiamo in prestito dal Genoa. Cerca di reagire il Sassuolo, minuto 22, il sinistro di De Falco è deviato in angolo da Cano. C'è il contropiede dall'altra parte, ancora dell'incontenibile El Shaarawy, dietro per Rockstrasser. Ha tutto il tempo per mirare ma non riesce ad inquadrare la porta avversaria. Minuto 36, c'è una sponda per Consolini, ancora Cano, grande protagonista. Contropiede per il Padova, viene fermato con il fallo da dietro su Drame di De Falco. Arriva la prima ammonizione, questa è la seconda per aver disturbato sul rinvio Cano. Al minuto 50 Ardemagni spreca il 2-0. Il Sassuolo l'ultimissima occasione per il pareggio con la rovesciata che finisce però fuori di Troiano. Si conclude 1-0 il match per il Padova, che continua la rincorsa all'ultimo posto playoff. Per il Sassuolo invece una sconfitta che pesa tantissimo, vista la vittoria del Cittadella sul Crotone. Il migliore in campo El Shaarawy, autore del gol vittoria, giocatore decisamente di altra categoria.